Oggi voglio parlarvi di questo. In realtà volevo parlarvi della tradizione di regalare un uovo di Pasqua. In realtà in origine non si regalava un uovo di cioccolato, ma si regalava un uovo di gallina come simbolo di buon auspicio e di prosperità. Infatti questa era un'usanza che risaliva già dal Medio Oriente. Erano gli antichi persiani, infatti, che regalavano le uova di gallina. La pratica però poi si è diffusa in tutto il mondo. Infatti gli egiziani, i greci, i romani, soprattutto durante la primavera, erano soliti regalare le uova di gallina, perché nel mese della rinascita l'uovo racchiudeva in sé il senso della vita, quasi a simulare il Santo Sepolcro, dove era stato messo Gesù dopo essere stato crocifisso. Infatti è solamente ringraziando la corte del Re Sole che noi possiamo ad oggi regalare l'uovo di cioccolata. Infatti il Re Sole amava regalare le uova di cioccolato ai propri cortigiani, importando, o meglio utilizzando il cioccolato importato dalle antiche Americhe. E voi, anche voi regalate l'uovo di cioccolato? E siete per il cioccolato fondente o il cioccolato al latte?